La videoricetta di oggi non è in un ristorante del Friuli, tanti che avete visto, è all'interno della redazione del Messaggero Veneto. Perché? Perché l'iniziativa della community Noi MV presenta 5 appuntamenti con cuochi quotidiani. Lo show cooking di oggi è rappresentato dalle golosità di mare, cioè cozze e vongole, due ricette. La prima ce la presenta Eros Vincoletto e cominciamo anche in una maniera un po' strana, perché di solito cominciamo dalla scelta degli ingredienti, dall'inizio, no, oggi cominciamo dalla fine. Esatto. Questo a favore di camera è il risultato Stato finale. finale. Come sei arrivato a questo risultato? Allora, prima di tutto andiamo per tempistica di cottura. La nostra polenta. La nostra polenta è una polenta di grano bianco, per lato, della nostra zona, la zona di Udine e provincia. E quindi questa ci vorrà circa 40 minuti, un'oretta di cottura. Solita base, acqua, sale, olio d'oliva e farina a piacimento o comunque in giusta misura. E si porta a ebollizione e si fa cucinare per circa 40 minuti e anche un'oretta. Poi, mentre la polenta sta cucinando, noi abbiamo i nostri asparagi di Varmo, questi qua, asparagi bianchi di Varmo. L'asparago va pelato, tagliato 2 cm il fondo e poi messo in bollitura nella sua asparagera si chiama, questa pentola alta, con acqua e sale e col suo coperchietto. E facciamo di solito tempo di cottura dagli 8 ai 12 minuti, dipende dalla persona come li vuole. Una volta scolati si mettono a parte. Tu quanto ne hai tenuti per questa ricetta? Questa ricetta sono 8 minuti. 8 minuti. Sono un po' croccantini, molto buoni, a me piacciono così. Abbiamo cozze e vongole. Procedura delle cozze e vongole, tutti sappiamo come curarle e come pulirle. Bene, dopodiché ci mettiamo nella nostra pentolina, il nostro olio di oliva, uno spicchietto d'aglio tagliato a fettine, facciamo rosolare leggermente, ci mettiamo le cozze e le vongole, sfumiamo col vino bianco, un pizzico di pepe, pochissimo sale, anche no. Dopodiché, quando incominciano ad aprirsi, ci mettiamo il pomodoro, così viene una marinara rossa. Ci mettiamo il pomodoro e le facciamo aprire tutte quante. Appena si aprono, ci mettiamo una spruzzata di prezzemolo e viene fuori una fragranza buonissima. Dopodiché le mettiamo a parte. La polenta ha finito di cucinarsi e abbiamo i nostri asparagi da tagliare a rondelline, come vediamo nel nostro piatto, e condire in una ciotolina con un filo di olio d'oliva, sale, pepe e leggermente aceto, perché l'asparago ama l'aceto. Dopodiché l'impiattamento è questo, o comunque una soluzione un po' più comoda e più gustosa io la farei con le cozze e vongole sgusciate, con il loro sughetto, messe sopra alla polenta con attorno gli asparagi. Questo è un trinomio che è una cosa fantastica. Una ricetta da chef che si può fare comodamente a casa. Tutti i giorni. E adesso siamo al secondo piatto che è stato presentato nello show cooking di oggi qui al Messaggero Veneto con Alessandro Businaro, lo chef che ha fatto la stessa cosa del suo collega soltanto con una variazione, o forse con più di una variazione, per adeguare il piatto forse alle esigenze della cucina contemporanea. Sì, oggi abbiamo presentato praticamente appunto lo stesso piatto, solo in versione diversa, nel senso che... Rivisitata. Sì, rivisitata. E siamo partiti comunque da una polenta tradizionale, l'abbiamo stesa in 2 fogli di silicone, l'abbiamo fatta essiccare in forno. Le cozze invece le abbiamo cotte, le abbiamo aperte al vapore, le abbiamo sgusciate e frullate con la sua acqua, un po' di salsa di pomodoro e un po' di olio. Abbiamo appunto ricavato una crema di cozze. Gli asparagi li abbiamo cotti al vapore, abbiamo tenuto la sua acqua, l'abbiamo leggermente legata con un po' di xantana e abbiamo ottenuto una gelatina. E dopodiché appunto abbiamo assemblato il piatto mettendo la crema di cozze, le cozze sgusciate, le vongole, gli asparagi, ci abbiamo adagiato sopra le chips di polenta e la gelatina di asparagi. Alla fine, come abbiamo detto prima, lo ripetiamo anche adesso, una ricetta da chef che possiamo fare a casa nostra senza essere grandi chef, no? Sì, è una ricetta molto semplice, rispettosa di tutte quelle che sono le proprietà appunto degli ingredienti, leggermente appunto nei gusti scomposta, però è quello che volevamo ottenere. Ma è anche una sintesi del territorio, almeno di una parte del nostro territorio, la laguna e l'entroterra con gli asparagi di Varmo, ad esempio. Sicuramente può rappresentare un percorso legato sia al territorio e anche appunto alla stagionalità.